Sono quasi agli antipodi della classifica del girone di Serie 2 della Lega Calciotto delle Ciriaci, ma ci aspettiamo comunque spettacolo ed equilibrio da Lazio Calciotto e Real Granella. Liste di gara, consegnateci giusto appunto prima dell'inizio della partita che andiamo a denunciare, iniziando dai padroni di casa della Lazio Calciotto che presentano delle novità rispetto a 2 settimane fa, l'ultima gara che abbiamo commentato in casa della compagine biancoceleste, schierandosi appunto con il numero 3 Aureli, 15 Avanzo, 5 Codilupi, 17 Della Ciana, 19 Fabiani, 4 Falasca, 18 Pagano, 16 Pomicino, 14 Porrega, 11 Tiberi, 12 in porta c'è Zottola, Codilupi e Tiberi. Le novità direttamente Codilupi dalla scorsa Serie A al Footballetto Roma Nord. Tiberi era in lista con la Baccia Immobiliare, evidentemente svincolato da Dupacchè. Risponde il Real Granella di mister Brutti con il numero 13 Alessio, 9 Angelucci, 14 Centrella, 5 Cianca, 19 Marino, 12 in porta Pitruzzella come al solito, 18 Romagnoli, 6 Ruggero, 11 Salvucci, 7 Tiberti, 10 Tramacere, 4 Tuzzi. La partita è iniziata, il Real Granella ha ogni volontà naturalmente di proseguire la propria corsa in vetta alla classifica, la Lazio Calciotto di risollevarsi da quella parte invece bassa della graduatoria, dove una squadra che possiede tanta qualità nel proprio roster non deve assolutamente stare ad opinione anche degli addetti ai lavori. Speriamo tra l'altro che la nebbia che ha avvolto il Ciriaci nelle gare precedenti ci dia tregua, facendo sì sia che la ripresa che naturalmente lo sviluppo del gioco possano avere corso normalmente. Prima occasione, calcio di punizione dalla destra per il Real Granella. Battuta tesa dentro, ma al limite dell'area di rigore c'è un tocco, subito grandi proteste, poi ancora in area il rinvio direttamente in fallo laterale. Sarà una partita difficile, probabilmente di contenimento per la Lazio Calciotto, che soffre un gran distacco nei confronti degli odierni avversari che sembrano più che mai lanciati verso la conquista di un girone che per solidità e gioco espresso anche contro le dirette avversarie stanno meritando in pieno. Fallo laterale battuto, la sponda dentro, il rinvio ancora biancoceleste, provano a distendersi in avanti ma non riescono quelli della Lazio. Allora Cianca dal numero 7 Tiberti, ecco un altro ex Bacci Immobiliare, ex Ragnatela Pub. Tiberi e Tiberti nel roster di Dupacchè fino a qualche tempo fa, ora militare nella Serie A2 del Ciriaci, terreno che ospita naturalmente anche le partite di casa dell'allora Ragnatela. Qua palla al limite, c'è il controllo, probabilmente con un braccio, sarà calcio di punizione per il Real Granella. Già battuto, palla a destra. Centrocampo il metronomo della formazione di Brutti controlla, il numero 6 Ruggero. Ancora sul versante destro, il lunghissimo lancio che però è facilmente controllato dall'estremo difensore Pitruzzella. Centrocampo funziona il pressing del Real Granella, la Lazio non riesce a ordire 3 passaggi di seguito in questo avvio, allora Cianca non riesce a raggiungere il pallone. Rimessa laterale per la Lazio. Matteo, occhio qua, valla così. Occhio, se gliela dà, tagliava bene. Prova a destreggiarsi Ruggeri, non ci riesce, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora a sinistra il numero 14 Porrega non può arrivare, rimessa laterale per il Real Granella, partita che non è iniziata con ritmi altissimi. Come solito accade alla formazione di Brutti, solita controllare appunto il tempo della gara per poi colpire con i propri avanti. Qui un altro fallo di mano, stavolta è di Andrea Tiberi che era andato a lottare per il possesso. Bravo Tibè! Possesso Real Granella dietro. Numero 4 Tuzzi, ora Ruggero. Capitan Tuzzi chiama palla qua a sinistra, viene accontentato e può salire. Sale Tuzzi.
cross lunghissimo di Tuzzi. Nulla da fare, allora Codilupi solo per un attimo. Ora attenzione al numero 18 Romagnoli, può inventare il tutto dal nulla, l'abbiamo visto con uno dei gol più belli di tutta questa Serie A2. Palla recuperata da Lazio solo per un attimo, ma perché c'era stato un fallo. Sarà Dai Ricca, col piede di martello, porca puttana, c'è dannato. calcio di punizione per il Real Granella. Dai. Va bene, dai. Sportivamente restituita la palla della Lazio ai giocatori oggi ospiti secondo il calendario. Cianca, Tuzzi, palla a destra, tutta la Lazio attende nella propria metà campo. Tuzzi alza la testa e riesce a servire Cianca in verticale. Meglio, è pericolosissimo qua, Matti. Matti, voglio davanti. Pomicino a centrocampo, poi a sinistra. Era Codilupi che ha fallito un controllo facile per un giocatore della sua caratura tecnica, quindi Tuzzi può ripartire. Sorniona come al solito il Real Granella che qui però perde palla. Tiberi prova ad involarsi, la riesce ad allargare, vada della Ciana, solo rimessa dal fondo per Pitruzzella, secondo il direttore di gara che non ha visto una deviazione che ci è apparsa evidente anche dal nostro punto di vista. Angolo netto, dai, io. Angolo netto, lo so, proprio Il giocatore della Lazio rimane a terra. Ragazzi, non gli date retta. Va più. Daniele, per cortesia, Punizione ora battuta dai biancocelesti che per ora tengono lo 0-0 e si stanno anche ben disimpegnando in difesa. Qui della Ciana, lungo dentro da Codilupi, allunga la falcata Codilupi, riesce a dare qui a destra dove parte un tiro pretenzioso, sbagliato da parte di Falasca. Tuzzi, Ruggero, ancora Capitan Tuzzi. Quasi tutte le azioni in difesa partono dai suoi piedi, passando poi a sinistra per Cianca. Si vola velocemente dall'altro lato, altro lancio pilotato verso l'area di rigore, ma la Lazio difende bene al limite, anche se rilancia come in questo caso con imprecisione. Tuzzi con esperienza fa rimbalzare, poi serve un compagno. Ruggero sale, vede la proposizione a sinistra di Cianca, è una gran palla dentro la parata, rimane lì e poi la Lazio riesce a salvarsi. Calcio d'angolo per la Lazio, ribattuto, Tuzzi anticipato, ma c'è Cianca che ricomincia. Pomi, date un'occhiata a questo, Pomi. Poi direttamente da Pitruzzella. Pomi, occhio Tuzzi. a 6, quando esce Flaviano. Si va dall'altro lato, il numero 18 Romagnoli non subisce fallo, anzi lo commette, l'arbitro aveva dato il vantaggio. La palla persa il Real Granella, un po' di confusione in campo, un po' di proteste. Questo avvio teso della gara, la posta in palio alta sia per la Lazio che per il Real Granella, che deve comunque allontanare gli assalti al secondo posto dell'Atletico Pisana. Rimessa biancoceleste, giocata su Codilupi. Dai, Pomi. Ancora Codilupi, destro è facilmente legato da Ruggero, poi ci mette il piede con troppa foga, fallo.
Batterà la punizione Matteo Codilupi, si avvicina a dare istruzioni anche Pomicino, che forse vuole il tocco corto, anche perché la punizione deve essere battuta di seconda. Proprio Pomicino è un rasoterra che finisce in corner, Lazio che rimane comunque in attacco, va ad affollare l'area di rigore di Pitruzzella. Corner battuto tagliato, dove non riesce ad arrivare nessuno in terzo tempo. Sarà rimessa laterale, crediamo, in zona difensiva, si va ad occupare Cianca che è vicino a sé Ruggero. Non aspetta che gli avversari salgano a pressare, si va da Tuzzi. Si distende a destra il Real Granella che però ricomincia ancora da dietro. Con qualche problema a trovare i varchi giusti, la Lazio si sta difendendo davvero bene, anche qui Ruggero deve saltare un avversario, poi cercare lo scambio con un compagno che però è disattento, reintervengono i difensori del Real Granella, ancora Ruggero, da là potrebbe anche tirare, entra in area, Ruggero, l'assist dentro, la palla che rimane lì per una rimessa dal fondo. Va bene uscì, però occhio, se anticipi e poi te salta, in mezzo c'è il buco. Dai. Rinvio sul petto di Della Ciana, incombe un giocatore da fuori che chiama una deviazione che non c'è, rimessa dal fondo. Cianca, Tuzzi, Ruggero per Tuzzi. Inizia sempre così la manovra di quelli di Brutti che poi scala velocemente a destra. Occhio Riccardo, guarda le spalle. Ancora Tuzzi, la sua fiondata a cercare fortuna in area di rigore, non trova nessuno. La Lazio è precisa poi nel disimpegno, vuole ripartire da dietro dal capitano. Pomicino con pazienza da Codilupi che dà a sinistra per Porrega. Sale Porrega, è ben contrastato dal numero 9. Vale a dire Angelucci, che non porta a casa la rimessa laterale che chiedeva quasi in metà nel corso della prima frazione. Poche occasioni, qui Della Ciana, prova dalla distanza. Non c'è ancora nessun pericolo dalle parti di Pitruzzella. Chiamalo Matteo Riccardo quando si alza il terzino loro. Ruggero. L'1-2 non si chiude, molto alto il tenore agonistico della sfida, soprattutto a centrocampo, tanti contrasti alle limite, il direttore di gara sta optando per una direzione all'inglese in questo avvio. Porrega, pressato da dietro 2 volte Porrega, va a protestare Capitan Tuzzi, ma il tocco sembrava netto, sarà fallo. Punizione Lazio, Codilupi a giro sulla linea, salvato proprio dal capitano il pallone, ancora Porrega, scusate, sì Porrega da Codilupi, converge, prova ancora il tiro, anche uno dei nuovi acquisti della Lazio Calciotto che prova a farsi valere stasera, per ora senza molto costrutto, non è facile passare dalle parti di Pitruzzella che conduce davanti a sé la seconda difesa meno battuta del girone, il lancio è lungo ma la Lazio intercetta ancora. Time out chiesto da Brutti che infatti deve ridisegnare qualcosa nel proprio comparto offensivo. Sta creando poco il Real Granella. Time out che viene assegnato proprio ora. Rinvio dal fondo per il Real Granella che non sta soffrendo. La Lazio ce la sta mettendo tutta in difesa ma non sta nemmeno creando tanto. Porrega, l'abbiamo sentito durante l'intervallo, chiamare una maggiore incisività da parte dei propri compagni davanti perché la Lazio contro il Real Granella oggi è un po' addormentato, può davvero crederci. Altro pallone che termina nel nulla, rinviato a centrocampo Ruggero, tra i migliori dei suoi alza una palombella, vanno a lottare in due, alla fine viene dato calcio di punizione.
Dalla rincorsa va Angelucci, anzi Tuzzi, è una finta. Angelucci il tiro che passa, 1 centimetro dal palo. Battezzata fuori la palla da Zottola, che in questo caso poco avrebbe potuto non avendo anticipato il movimento. Interessante la soluzione di Angelucci, non lontano dall'1-0 il Real Granella, squadra molto abile sui calci piazzati, soprattutto nello sbloccare le sfide. Qui da centrocampo il numero 18, Romagnoli. Lotta sempre lui, è quasi impossibile togliergli il pallone data una gran bravura nella protezione col fisico. Non ti girare. Lancio di Romagnoli impreciso, la Lazio rinvia di testa, Tuzzi guadagna sotto la nostra postazione, una rimessa laterale di cui si accontenta e va a battere. Dalla media distanza il tiro, Ruggero nei pressi, anche perché la Lazio aveva toccato male al limite della propria area, riuscendo comunque a uscirne. Poco spettacolo in questa prima frazione per ora. Tuzzi va sul lato destro. Riccardo vado a 5. Ruggero a memoria, non c'è nessuno nei pressi. Comunque impreciso l'assist ad allargare da parte del numero 6. Lazio che ci prova, ma pochi giocatori davanti. Real Granella da lontanissimo, senza nessun problema per Zottola. Rimessa lunga di Zottola, anticipo di Alesse, rimessa laterale e Lazio che può salire col baricentro, Porrega, Codilupi, prova a girarsi ancora lui, Ruggero è attento, solo in un secondo tempo però riesce a entrare in possesso, ancora tanti contrasti a centrocampo, l'arbitro opta per una punizione per il Real Granella, la batterà Tuzzi, c'è Cianca. Largo da Angelucci e ancora molto puntuale Falasca. Bravo per ora Falasca a mettersi quasi sempre sulle linee di passaggio e marcare praticamente a uomo Angelucci, anche quando si allarga. Il numero 4 resta su di lui come in questo caso, costringendo il Real Granella ad andare dentro lungo. Dormita totale della Lazio, non arriva per pochissimo Tiberti della Ciana. Ma lungo nella zona di nessuno dove attende Tuzzi. Cianca, ha spazio per salire, la Lazio si raccoglie molto velocemente all'interno della propria tre quarti, infatti offre pochissimi spazi, è un'azione comunque imprecisa da parte del Real Granella per adesso. Romagnoli infatti deve abbassarsi sin qui, dove finisce per perdere palla, secondo l'arbitro con un fallo. Concentrati, fallo laterale, quello è bucato. Voleva andare Tramacere, ci pensa invece Tuzzi. Ecco Lorenzo Tramacere, appena è entrato. Forse lui può cambiare gli equilibri di questa gara. Tuzzi da Ruggero. Proprio Tramacere da media distanza, immaginiamo osservato speciale da parte della Lazio, Tramacere che prova a involarsi in dribbling, ancora il muro biancoceleste, però allora Tuzzi, Tramacere. Tuzzi scambia con un compagno, allora Tramacere. È bassissimo, vuole Brutti che Tramacere faccia partire con qualità le azioni della propria squadra. Romagnoli ha problemi nel controllo, finisce infatti per perderla, la Lazio rischia l'impossibile però in area, Romagnoli prende posizione, parte un destro con deviazione, sarà calcio d'angolo. Un retropassaggio alto che insegnano a non far mai nemmeno nel calcio a 11. Corner battuto curto, arriva da fuori Tuzzi, da calcio piazzato che si sta rendendo pericolosa la squadra del Real Granella, anche in questo caso però pallone altissimo.
porca puttana, ascolta. Marco, mi devi sentire. Nessuno porta la cassata, Abbiamo ascoltato nella pausa la panchina della Lazio Calciotto dare indicazioni riguardanti maggior convinzione e precisione nei passaggi per la compagine biancoceleste, che ha bisogno disperato della vittoria da questa gara. Naturalmente difficile trovarlo contro la prima della classe, che ha avuto un cammino praticamente quasi immacolato sinora. Ruggero lascia la rimessa a Tuzzi. Vuole andare lungo Tuzzi proprio da Ruggero, la palla è alzata in un campanile di testa, quasi completa il disimpegno a destra. Lazio con grinta riesce a salire qui a destra, dove il contrasto di Pagano non frutta nulla. Pagano! Recuperato Tramacere, forse ha subito fallo Ruggero. Perché non so pure io poi! Tuzzi. Tramacere. Sta qua, Marco! All'indietro, un po' rilassato oggi il Real Granella, anche nei passaggi difensivi. Non si gioca a due tocchi come al solito. Tuzzi costretto alla solita fiondata lunghissima, sponda dentro l'area, la protezione, ma si chiude ancora bene, senza far fallo e in maniera pulita la Lazio Calciotto. Ruggero anche con un braccio va a prendere posizione su Marco Pagano. Solo rimessa laterale. Ora è effettuata, dove Ruggero ancora retrocede il pallone dalle parti di Tuzzi. Il capitano rientra in possesso, gira lenti da Angelucci, c'è il fallo di Della Ciana che frutta un cartellino giallo per il numero 17 biancoceleste. Marco. Tuzzi, c'è ondata lunghissima in area di rigore dove Zottola va a mettere i pugni, rinviando in rimessa laterale. Sempre sicuro Zottola, sta chiamando il pallone, sta conducendo anche bene da dietro il posizionamento della sua difesa, che non ha avuto, tranne su quel fallo laterale, sbavature. Anche in questo caso puntuali e corti i ragazzi in maglia biancoceleste. Gamba tesa di Tramacere, calcio di punizione. La Lazio forse vorrà salire col baricentro, no, Pomicino batte subito da Porrega. Codilupi, Porrega con un tentativo di pallone di ritorno a centrocampo. Il palleggio di Pomicino è elegante e anche efficace, perché serve Codilupi. Ritorna da Della Ciana. Pomicino, la compattezza della Lazio in difesa viene richiamata dalla panchina come eccessiva in fase offensiva, dove i giocatori, essendo troppo vicini tra di loro, non riescono a dialogare e distendersi sul campo. Quello che prova a fare ora per l'ennesima volta la formazione ospite, sbagliando il servizio in avanti. Codilupi, non interviene Tramacere, ma un compagno che alza un campanile, dove Romagnoli va a lottare con un avversario.
bravissimo a prendersi il calcio di punizione. Porrega veloce in avanti, non c'è il taglio di nessuno, sta scorrendo questo primo tempo verso la fine. Uno dei primi tempi più brutti, ma poco interessa, immaginiamo, soprattutto alla panchina della Lazio Calciotto. Qualcosa di più ha fatto dal punto di vista dell'impegno e della grinta la compagine biancoceleste. Lancio lungo, Zottola stavolta in due tempi, ma sempre presente. Rinvio su Porrega, palleggio di Porrega, Codilupita della Ciana, buona combinazione stavolta e palla giocata poi indietro. Porrega va a terra, si prosegue, l'esterno dentro, non c'è nessuno, fuori della Ciana, alza sopra la traversa. Vieni. Duplice fischio del direttore di gara, fine del primo tempo. Le attente marcature della Lazio Calciotto, l'appannamento offensivo del Real Granella, un gran tenore agonistico dato dalla posta in palio che è alta per tutte e due le squadre. Questi i motivi dello 0-0 vissuto senza troppi brividi ed emozioni qui nel primo tempo del Ciriaci. Codilupi perde contatto con la sfera, ma guadagna comunque il fallo laterale del quale si occuperà Centrella. Codilupi è tornato da due uomini, Angelucci gliela porta via senza far fallo, poi prova ad involarsi, c'è il contrasto a centrocampo, vantaggio dato dal direttore di gara, una ottima scalata al lato corto dell'area di rigore, il cross che non arriva per un'altra ottima chiusura della difesa biancoceleste. Ci sta pensando capitano Aureli dietro a dettare i tempi di tutta la difesa insieme a Zottola. Ancora Aureli, mette il petto su un avversario, non c'è il fischio dell'arbitro, il rinvio, poi il sinistro deviato, potentissimo dalla distanza, solo rimessa laterale per il Real Granella. Direttamente in area di rigore, una spizzata Zottola, se la ritrova lì tra le mani, e se c'è una pecca nei meccanismi difensivi della Lazio è proprio su queste rimesse laterali. Pomicino sale, la deviazione allunga la palla fino in calcio d'angolo, era ottimo l'assist lungo sulla destra. Vabbè, lo dico dopo, dai. Bruno, ci fa gli laterali per loro, devo stare svegli. Siamo troppo morti, ci fa... Oh, Matteo! Corner Lazio, battuto col sinistro a rientrare, il colpo di testa sulla linea, la traversa, incredibile occasione, fallita dai biancocelesti. Vieni! Romagnoli prova ad andare in contropiede, viene fermato con un fallo e calcio di punizione. Ma che occasione sulla palla allungata, poi non sappiamo dirvi se è un miracolo del portiere, un tocco direttamente dell'attaccante della Lazio sulla traversa, ma la grande occasione per i ragazzi di Patassini per andare in vantaggio per 1-0. Sta rialzando la pericolosa nebbia qui al Ciriaci, prova ad alzarsi in pressing anche la Lazio sull'offensiva del Real Granella, ancora però senza sbocchi, ci provano ora con la palla in verticale per il solito Romagnoli che non può girarsi, Aureli è attentissimo su di lui, ha tre uomini intorno, Romagnoli alla fine gliela portano via da terra, prova a lottare, Aureli evita anche il corner. Prestazione da capitano, quella di Aureli nella Lazio Calciotto, sta mollando su nessun pallone. Una palla lunga, rientra sul sinistro Angelucci, non è il suo piede, prova lo stesso la conclusione. E dal nulla alla prima occasione reale creata, il Real Granella passa in vantaggio 1-0 di Angelucci. Lazio punita per ora oltre i propri demeriti, una partita molto corta in difesa, anche propositiva davanti, dove l'assenza di Asta probabilmente si sta facendo sentire in fase conclusiva. Centrella qui non arriva, non devono perdere la verve per ora avuta in campo i ragazzi della Lazio, che versano in una situazione disperata di classifica, hanno portato la propria classifica per ora in campo oggi al Ciriaci, giocando una partita molto orgogliosa, ben ordita dal punto
di vista difensivo forse un po' rinunciataria, ma con di fronte un avversario che è la prima in classifica e che è comunque molto difficile affrontare per chiunque. Tuzzi. Ora il Real Granella proverà anche ad addormentare i ritmi, che non erano stati comunque altissimi nel corso della prima frazione. Tramacere, pressato da Della Ciana e Pomicino, si rifugia da un compagno che vede la scalata di Romagnoli. Qui è buona l'azione del Real Granella, è sbagliato però il passaggio verso sinistra da parte di Federico Salvucci. Pomicino la gioca male, allora ancora Angelucci che incombe e va cadendo senza fallo. Centrella, dicono i giocatori della Lazio che Angelucci è scivolato e si sta rialzando solo ora. Codilupi è uscito dopo degli scampoli iniziali Tiberi. Allora Pomicino, ancora da Della Ciana, chiamano tutti il tiro di Della Ciana, c'è un motivo, perché ha delle grandi qualità balistiche, va vicinissimo al gol del pari, chiama anche una deviazione. Bravo Riccardo! Pitruzzella, brivido e forse anche qualcosa di più sulla propria schiena qualche secondo fa, quando a Della Ciana hanno dato la possibilità di prendere la mira. Questione di centimetri per il pari della Lazio, che può tentare con le conclusioni della distanza, dato che oggi l'assenza di asta sta togliendo profondità alla manovra. Prosegue la Lazio qui con Codilupi, pressato alto, riesce a liberarsi dell'avversario portando palla, ancora il numero 5, va da Pomicino, l'imbeccata dentro per il numero 18 è proprio Tiberi. Cross lungo per nessuno, naturalmente non si trattava di Tiberi bensì di Pagano col numero 18. Chiediamo scusa Alex Ragnatela Pub, ora seduto in panchina. Real Granella che sale senza fretta e con Tramacere che rinizia dal proprio capitano Tuzzi. Palla qui a destra per il numero 13 Alessi. Tramacere, Tuzzi con tutta la calma del caso, anche perché nessun compagno gli si fa incontro, scambia in maniera prolungata con Alessi e poi interviene il numero 19 Marino. Alesse, ancora da Tuzzi, vuole far uscire fuori la Lazio il Real Granella per avere possibilità di passare nella metà campo offensiva e man mano sale il baricentro biancoceleste. Qui il pallone passa fino a un certo punto perché c'è l'intervento del solito Aureli, poi il Pagano, va da Pomicino, la porta Pomicino, va da Codilupi, converge Codilupi, ha una soluzione a destra e la trova in Pagano, palla in avanti, intervento a gamba tesa, calcio di punizione. Della chiama Patassini dalla panchina, vuole la conclusione del 17 Della Ciana, che poco fa è andato vicinissimo al gol del pari. Ora verosimilmente da quella posizione ideale per un mancino proverà il tiro a giro. Pitruzzella ne mette due in barriera, parte Riccardo Della Ciana, palla rasoterra che incontra una deviazione, palla alta sulla traversa, sarà calcio d'angolo su stessa ammissione di Tuzzi. L'arbitro va a battergli il 5, è stato lui ad ammettere di aver toccato il pallone. Corner Lazio, battuto ancora bene Arquato, Tuzzi svetta, Alessi si addormenta, deve poi ancora arrivare Tuzzi, va su Codilupi. Era saltato con la gamba alta, gioco pericoloso, calcio di punizione nell'area di rigore per il Real Granella. Tuzzi da Marino, ancora Tuzzi, Alesse, Tuzzi, c'è volata in avanti, Romagnoli non può intervenire. La Lazio comunque a comandare le operazioni almeno nella propria metà campo. Qui Centrella torna
da Aureli che si arrischia in un dribbling comunque ben effettuato. Fa ancora Centrella, il lancio è lunghissimo e direttamente sulle reti di protezione del campo. Scalda Tiberi, probabile un suo ingresso a breve, è un giocatore rapido e offensivamente valido per infilarsi negli spazi che per ora comunque la Lazio sta faticando a trovare. Centrella male di testa perché torna dalle parti il giocatore che sta decidendo la gara, Angelucci, che sapientemente ricomincia da Tuzzi. Ancora Alesse, prolungato e continuo il dialogo tra i due, interviene Tramacere, ancora dal proprio capitano, allargatosi sulla sinistra, ancora Tramacere. Lazio vorrebbe attaccare alta il pallone, Tramacere lo porta, combinazione che da Angelucci passa a Marino, interviene Pomicino. Angelucci sulla traiettoria, va da Marino, si allarga al lato corto, Marino tenta un cross, è lui l'ultimo a toccare, solo rimessa dal fondo. Zottola ha giocato per Centrella che era però marcato. Oh, è pericolosa con la palla, Luca. Zottola di testa indietro su Pagano. Il problema è dover controllare con un uomo davanti. Pagano finisce per gettare tutto al vento e Lazio con qualche retropassaggio un po' avventato finisce per mettersi in difficoltà da sola. D'attesa ora la partita del Real Granella, della Ciana, apre alla grande col sinistro per Centrella che però non può arrivare nonostante la sovrapposizione. Puntuale la chiusura difensiva degli Amaranto. Siamo al 10° minuto e 30 secondi nel corso della ripresa. È 1-0 per il Real Granella. Per ora decide il gol di Angelucci che è scavalcato qui dal pallone. Altro errore di Centrella. Romagnoli come al solito con la schiena, poi ad aprire splendidamente sulla sinistra per un compagno. Affrontato dal numero 4 Falasca che porta a casa anche la rimessa laterale. Battendola dove c'è un gran batti-ribatti in contrasto, poi un campanile. Romagnoli non salta, lo fa poi sull'intervento di Aureli, rimessa laterale biancoceleste. Tanta imprecisione da ambo le parti. Pomicino, Tramacere, quasi si siede sul pallone Tramacere, poi va indietro da Tuzzi che trova sempre il varco in verticale in questo secondo tempo. Marino, il fallo è per il Real Granella. Abbiamo quasi scollinato la metà della ripresa. Real Granella che è in vantaggio, qui può usufruire di un calcio di punizione nei pressi Angelucci e più probabilmente anche dalla rincorsa accurata il mancino di Lorenzo Tramacere. Zottola ne vuole solo 2 per veder partire il pallone. Parte Tramacere, il suo sinistro a giro. È un grandissimo disegno del numero 10, un po' disattento sul suo palo Zottola. È il raddoppio di un Real Granella cinico come non mai. 2-0. Lazio ha lottato, ha difeso, ha costruito, ma il punteggio è impietoso oggi con la formazione biancoceleste. Qui Codilupi direttamente dalla centrata prova uno scambio prolungato con Della Ciana, intervengono ora gli Amaranto del Real Granella. Non si dà per vinto Della Ciana che va a pressare da solo praticamente contro tutti. Marino concede infatti rimessa laterale. Una prova volitiva, l'ennesima della Lazio Calciotto che un po' per la sfortuna, un po' per demeriti propri non riesce però a cavare quasi nulla da queste buone prestazioni che comunque vengono inanellate soprattutto nell'ultimo periodo. Basti pensare alla partita contro un'altra squadra d'alta classifica come il Bar Cristal, praticamente gettata via con l'uomo in più negli ultimi minuti. Qui un altro tiro alto sulla traversa da parte di Pomicino. È normale anche che salga un po' di sconforto nelle fila biancocelesti, una squadra che giace penultima nella Serie A2 del Ciriaci. Vive quindi l'incubo della retrocessione
per ora in via all'inizio di questo girone di ritorno. Pomicino pressato, c'è fallo, battuto velocemente, Centrella il suo sinistro, incrocia troppo Centrella, Pitruzzella osserva il pallone scorrere verso la sinistra. 14esimo ora in corso ed è 2-0 per il Real Granella, che non ha fatto molto, ma quel che ha fatto in zona offensiva, soprattutto in questo secondo tempo, l'ha fatto con estremo cinismo, sta portando a casa per ora altri 3 punti molto importanti per tenere a distanza di sicurezza l'Atletico Pisana. Angelucci col tacco per Marino, il rinvio di Aureli, il tocco in pressing di Marino, si danno il 5-2, c'è rimessa laterale dall'altro lato. Anche Brutti dalla panchina va a indicare come la rimessa sia biancoceleste. Non sentono i giocatori in campo, che comunque rispettano l'assegnazione dell'arbitro. Lotta Pagano, ora c'è la Centrella, servito da Pomicino, ancora cercato il numero 16 dalla gran distanza, riesce a dare a Codilupi, altro destro deviato, altro calcio d'angolo, pallone che proprio dalle parti di Pitruzzella non riesce ad arrivare, nemmeno con queste conclusioni dalla distanza. Proverà la traiettoria arcuata Pomicino, non c'è nessuno in area di rigore nei pressi dove cade il pallone, il contropiede, quindi 2-0 e l'occasione d'oro per chiudere per il Real Granella, che infatti con Angelucci trova il punto del 3-0 in contropiede direttamente da corner. Nessuno marca i giocatori Amaranto nella metacampo della Lazio. 3-0. Entra anche Fabiani, esce Pagano. Codilupi, Pomicino, dovete guardarvi. Aureli. È partita ora che probabilmente scorrerà fino al termine. Prova a tenerla viva la Lazio attaccando con Codilupi. Il suo destro non è lontano dalla porta di Pitruzzella. Non è possibile. Dai. Pitruzzella stesso che ha rimesso in questo istante, non deve scomporsi la Lazio in difesa. Angelucci la porta, Della Ciana pressa Aureli a conquistarsi un calcio di punizione, è l'ultimo a mollare il capitano della Lazio. Giallo nel frattempo per Marino, che ha interrotto una ripartenza pericolosa perché Aureli voleva portare probabilmente da solo il contropiede. Della Ciana, tutto mancino ma tenta il lancio col destro, di testa direttamente in fallo laterale Alesse. Messa lunga verso il centro del campo dove controlla Della Ciana, pregevole il dribbling di Della Ciana che a porta vuota spara alto. Era uscito Pitruzzella alla disperata, forse non se n'era accorto Della Ciana, che ha tirato come se lo dovesse battere il portiere del Real Granella, che era già a terra nei pressi del limite dell'area. Azione travolgente quella di Della Ciana, il Lazio che però non trova nemmeno il gol della bandiera a 7,5 dal termine. Pitruzzella, Codilupi con la spalla, Centrella da dietro, Tramacere rinviene, forse c'è un fallo, sì, prosegue, qui a destra il numero 14, va giù, trattasi di Centrella. Parte Centrella a giro, viene respinto il suo sinistro. Tuzzi tocca la palla con la mano senza motivo, riceve un'ammonizione abbastanza singolare.
vergogni, Immaginiamo una munizione cercata per saltare la prossima gara, non c'è altra spiegazione. Antisportività, quello è rosso. Stava salendo la Lazio in contropiede, ma ha alzato un pallone stile pallavolistico. Tuzzi, qui il sinistro dalla gran distanza. Pitruzzella in corner. Palla battuta dentro. C'è nessuno che riesce a saltare a contrasto. Ci aveva provato comunque il numero 11 Tiberi. Aureli. Lazio comunque con volontà di tenerla in piedi fino alla fine. Tiberi è trattenuto, ma è solo fallo laterale. Rimessa laterale dentro, deviazione, solo rimessa dal fondo ed è time out chiamato dal Real Granella. Rimessa dal fondo di Pitruzzella, la panchina della Lazio Calciotto comunque sprona i propri giocatori a proseguire in questa discreta prestazione che però non sta portando punti nemmeno oggi. Punizione Real Granella. Parte un destro a giro e una telefonata per Zottola che stavolta risponde presente. Rimessa è per la Lazio secondo l'arbitro. C'è Porrega. Pomicino da Porrega. Ricomincia da Aureli. Porrega. Sali il numero 14. Pochi uomini da servire, è costretto a ricominciare da Pomicino. Pomicino pensa anche al tiro, poi va in un tentativo di filtrante dove nessuno aveva tagliato. Pitruzzella allora il rinvio a Campanile dove salta ma non tocca Tramacere. La tocca Porrega, rimessa laterale. Per Tramacere che la lascia a Cianca. 3 minuti al termine. Palla che passa. Centrella la gioca poi verso la sinistra. Aureli con un rinvio ciccato per una volta. Pomicino indietro rischiando qualcosa da Porrega che rilancia dove va a lottare Tiberi. Anticipato, nessuno riesce ad accompagnare l'azione di Tiberi che è andato in pressing solitario. Non solo riparte qui il contropiede del Real Granella lungo la sinistra. Il cross rasoterra in area. E solo Porrega può controllare e riproporre. Intervento in scivolata, si prosegue per il vantaggio, non interrompere l'inerzia dell'azione biancoceleste. Sale Porrega. Porrega converge, Della Ciana direttamente in verticale, poi da destra Codilupi. Prova a destreggiarsi, va da Della Ciana, le sue finte. L'allargata su Pomicino che si è messo ora sulla fascia. Della Ciana al limite stoppa Tiberi che non riesce a concludere, però ben controllato da due avversari. Allora la palla è su Angelucci, il suo assist. Aureli deve andare in scivolata. È arrivato comunque il tiro da parte di Marino, palla fuori. Un minuto al termine, poi l'assegnazione del recupero da parte del direttore di gara in questa 11ª giornata di Serie A2 al Ciriaci tra Lazio Calciotto e Real Granella. Una partita non bellissima, anche per merito di una Lazio che nel primo tempo si è chiusa bene, ha interpretato bene il tipo di gara da fare contro il Real Granella che, come al solito, ha atteso invece la ripresa per colpire dalla distanza con Angelucci, poi su calcio piazzato e in contropiede per un 3-0 eccessivamente punitivo.
Abbassati, nei confronti della Lazio, il retropassaggio che chiama in causa Pietruzzella. Di Beri pressa ma non c'è nulla da fare. Lascia Codi alto, scusa, poi mi abbassa. Alessio su Cianca. Cianca sale ma incontra Aureli, il compagno tagliava dall'altra parte. Prova a prolungare Porrega, Codilupi in pressing, rinvio del portiere direttamente da Della Ciana. Va a terra Codilupi, sarà calcio di punizione. Lascia Codi, lascia Codi. Lo stesso Matteo Codilupi che vuole battere. Quattro in barriera di fronte a Codilupi, che parte col destro, Pietruzzella con i pugni, proprio quando arriva il triplice fischio del direttore di gara. Un 3-0 di un Real Granella molto cinico, eccessivamente punitivo per una Lazio Calciotto che almeno nel primo tempo ha fatto vedere delle buone cose, ma che resta penultima. Continua il volo in vetta invece del Real Granella.